Ciao Ciurma, sono il capitano Sammy e siamo nel Parco Naturale Regionale del Delta del Po. Stiamo navigando verso la spiaggia di Scano Boa, un posto magnifico dove il Po incontra il mare Adriatico, creando un ambiente unico nel suo genere. Ambiente che è stato scelto come casa natale da un rettile molto particolare. Il rettile in questione è la tartaruga marina carretta carretta, che ha scelto proprio questa spiaggia per venire a riprodursi. Devi immaginare queste tartarughe che arrivano proprio in questa spiaggia per accoppiarsi. L'atto riproduttivo dura anche diversi giorni, dunque, maschietti, imparate. Le femmine di caretta caretta vengono proprio qui per deporre anche 200 uova a esemplare, così tante perché non tutti i piccoli poi riescono a nascere, arrivare fino al mare senza essere predati dai predatori. A determinare il sesso dei nascituri sarà la temperatura. Le uova deposte nella sabbia poco profonda, dunque un po' più calda, daranno vita a delle femminucce. Quelle deposte più in profondità, più al fresco, daranno vita a dei maschietti. Pensa che quando nascono le piccole tartarughine marine, queste immagazzinano in memoria le coordinate geomagnetiche di questo posto. Così possono andare al largo, al mare e poi ritornare esattamente in questa spiaggia per a loro volta riprodursi. Ricorda però che questa spiaggia è protetta, come molte delle zone dei dintorni. Dunque non ti sognare di venire a disturbare le tartarughe qui, piuttosto lotta per preservare questo ambiente incredibile. Il Parco Naturale Regionale del Delta del Po è tutto da scoprire. Bici, canoa, gita in barca, natura e gusto. Informati sul sito parcodeltapo.org. Ah, i veneti, proprio come le tartarughe marine che si portano il guscio sempre appresso, anche noi ci portiamo un po' di Veneto sempre nel cuore.